Gli alunni di Vo torneranno in classe il 7 settembre anziché il 14. La decisione di anticipare di una settimana l'avvio dell'anno scolastico rispetto al calendario previsto in Veneto è stata presa per organizzare in maniera ottimale l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella, che proprio il 14 settembre sarà a Vo, comune simbolo della pandemia, per inaugurare l'anno scolastico. Anticipare l'arrivo di qualche giorno ci permette di mettere a punto tutto quello che c'è da preparare in questi giorni. Indubbiamente l'inizio di quest'anno scolastico avrà qualche problema da risolvere, quindi è importante fare un rodaggio qualche giorno prima in modo che per l'arrivo sia già tutto a posto. Quindi, e anche per recuperare magari qualche giorno poi dovuto al fatto di dover preparare questa manifestazione che sarà importante per tutta la nostra comunità. Il 7 settembre aprirà la scuola dell'infanzia, il 9 sarà la volta di elementari e medie, in modo da verificare tutto il sistema scolastico. Il comune dei Colli Euganei, diventato prima zona rossa d'Italia insieme a Codogno durante la pandemia, in questi giorni extra potrà rodare l'organizzazione in vista della visita del presidente Sergio Mattarella, che ha deciso di portare il suo saluto agli studenti che pare abbiano accettato ben volentieri di anticipare il ritorno in classe visto i lunghi mesi del lockdown.